qui siamo nella zona della Fornace dell'Innovazione, per intenderci da Casella direzione Bassano, e questa è la Marosticana Schiavonesca esondata. Vedete qua, qui sono i canali, diciamo così, di adduzione, cioè sono dei canali non direttamente collegati al Musone dei Sassi, ma sono dei canali che caricano l'acqua dai campi, e questo ti dà la sensazione di quanto i campi non riescano più a ricevere. Per intenderci, qui si va verso Borgo Polo, tanto per intenderci, una delle zone critiche. Se Nicoletta fa vedere, bisogna procedere. Tra l'altro c'è anche molta, c'è comunque corrente nell'acqua. Vedete che le macchine devono passare con molta attenzione, proprio perché in questo punto i canali non ricevono più. Qui è il punto dove passano le macchine, ma quella che vedete lì in fondo, adesso la vedremo un po' meglio da di qua, è la strada che porta giù a Borgo Polo. Quindi il primo dato da far vedere è proprio la zona di Borgo Polo, che in questo momento comincerà ad essere una delle aree critiche qui dell'Asolano. Come vedete, l'acqua sta scendendo dalla collina e che non riceve più, e quindi di conseguenza tutta l'acqua finisce all'interno di questa strada. Vedete, via Borgo Polo, e qui lì giù ci sono tutta una serie di case che abbiamo incontrato già giovedì scorso, che hanno avuto problemi di inondazione proprio a causa di una situazione molto simile.